dal Corso Italia a Nurri, dove sta iniziando la processione in occasione della festa di Sant'Antonio, che si apre oggi e si concluderà domenica. Quello apre la sfilata, il corteo delle macchine, poi ci sarà qualche tracca, forse la processione vera e propria col santo, le persone in costume, un camion che trasporta i ceri che tradizionalmente si scambiano alcune famiglie del luogo e con una cerimonia tutta particolare, di anno in anno aumentano, crescono di altezza e vengono addobbati sempre meglio. Con grande soddisfazione di chi li cura, di chi li ha in custodia. È passato il primo camion, adesso il secondo, sempre con altri due ceri, e poi una tracca condotta da mula. Poi potete notare i ragazzini in costume, maschietti sulla fila sinistra, le ragazzine sulla destra, un gruppo al centro, poi i più grandicelli che chiudono questo piccolo breve corteo in costume caratteristico di Nurri. Le donne, e adesso i chierichetti, e poi seguiti dal carro che trasporta, il carro addobbato che trasporta il santo, Sant'Antonio da Padova, il parroco Don Silvio e poi tutti i fedeli che seguono, che cantano e rispondono alle preghiere del parroco, cantando le preghiere in dialetto. È numeroso il gruppo dei fedeli che segue il simulacro del santo e chiude infine la sfilata un altro carro che si recherà nella chiesetta in campagna, dove oggi verrà trasportato il santo nella piazzuola antistante la chiesa in campagna e si pensa che ci andrà molte persone, addobbato, camion verde con i ceri e ragazzi che attorniano i ceri, le famiglie, seguito da un altro. Adesso potete montare una bella inquadratura, un primo piano di questa dracca, l'unica, però molto bella, molto ben addobbata, è trascinata da due buoi, e il gruppo folk di Nurri in costume, le ragazzine qua sulla destra, abbastanza numeroso, e poi i fedeli che precedono il santo con gli stendardi. Poi ecco qua l'immagine simulacro, preceduto dai chierichetti, la croce, in un carro. Tradizionalmente si arriva fino alla chiesa in campagna, si trova a una distanza di circa 4 km dal paese, i fedeli l'accompagnano a piedi fino a questa località.
E questa è una tradizione che viene rispettata ogni anno. Sentite, vi giungono i canti, le preghiere dei fedeli che seguono il cocchio del santo. Adesso tutte queste persone si faranno questa lunga passeggiata fino alla chiesa in campagna e lasceranno lì nella chiesa la statua della campagna. Siamo proprio nel piazzale, 4 giovani in costume portano sulle spalle il simulacro di Sant'Antonio, scortato da 2 militari dell'Arma, preceduti dai chierichetti. Si avviano adesso verso l'ingresso della chiesa, la campana sta suonando i rintocchi, vedete i 4 uomini a cavallo, il sindaco con la fascia tricolore. Ecco, adesso il santo fa il suo ingresso nella chiesetta e la piazzale si popola di gente, di persone. L'abbiamo detto prima, Ciccio Deida, Azzeni Giuseppe, Luigi Tocco e Antonio Azzeni. Probabilmente stavo anche accennando che i nomi, dato le omonimie che ci sono in paese, difficilmente possono essere identificabili, e se noi riteniamo di dirlo senza offesa, possiamo magari indicarli meglio con i nomignoli. Deida è noto come Bellesè, Giuseppe Matacani, Tocco e Buffanici, e Antonio Azzeni e Carabina. Abbiamo voluto dire questi nomignoli per identificarli meglio, non senza voler offendere nessuno. E questi ceri hanno creato anche un piccolo problema, quanto mi stavano dicendo prima, perché un piccolo giallo, perché sembra che non siano stati portati dentro la chiesa parrocchiale, e ha creato forse delle proteste da parte degli attuali possessori dei ceri stessi, che si sono un po' risentiti. Noi non sappiamo per quale motivo il parroco abbia preso una decisione di questo tipo, avrà le sue buone ragioni, quindi non entriamo nel merito della questione. Questo dei ceri comunque è una tradizione che si porta avanti da numerosi anni a Nurri e altrove. Ci sono anche per la festa di San Giovanni e per quella di San Pietro, ed è consuetudine anche rinnovare annualmente la cera che viene consumata quando questi restano accesi. Un 2 kg circa di cera mi dicono che si compra per rinnovarli, ed è tradizione che in questa circostanza si festeggi nelle famiglie che lo tengono, si faccia una grande festa. I gruppi che tengono i ceri sono composti di diverse persone. Quello per esempio di Azzeni Antonio ce ne sono almeno 12, l'altro di Luigi Tocco 5 e così via. Sono di diversi numero diverso dei 4 di questi gruppi che tengono il cero stesso, o che tengono i ceri, se lo scambiano di anno in anno. Quindi per un gruppo che è composto di 12, per ritornare poi a chi l'ha avuto per primo, devono passare ben 12 anni per riaverlo nuovamente. La festa di Sant'Antonio stavamo accennando al calessino, che è trascinato da un piccolo pony
Sembra che l'abbiano portato dal continente, il proprietario, ed è quanto è curioso ed è bellino, e sta attirando le simpatie dei ragazzini naturalmente, dei più piccoli, che vorrebbero salire. Tu come ti chiami? Michele, E come ti chiami? Michele e poi? Usai. Usai. Ma sei il figlio di Lucetto? Sì. Ah? E quanti anni hai? 8. 8 anni. E il tuo padre non c'è adesso? No. Sì, che Sì. c'è anche tua mammina, vedi? Ciao. Ciao. Sì che andiamo. Oh sì. Sergio. Sì, quadra graziano. Aspetta. Oh Giovanni. Affaccia via. Affaccia via. No, no. A che d'oro. Oh sì. Guarda che dal primo piano. Di chi? Allora vai a sedere.